Ma guardi, mi sento di dire giù le mani dal Panevin, finiamola con sta messa in scena che sembra che il Panevin sia il responsabile di tutti i mali della comunità, dell'ambiente, di tutto. Ma guardi, nel Panevin dovremmo andare lì con un bancale di carte e bruciare le carte e bruciare la burocrazia, questa è la verità. Il governatore Luca Zaia non ci sta proprio. Veder sparire piano piano dal Veneto, in particolare dalla Marca trevigiana, i tradizionali panevin cancellati dalla troppa burocrazia. Un problema che puntualmente torna a bussare ad ogni inizio anno. Ci provano ogni anno perché il Panevin è la festa del popolo, se fosse la festa dei VIP e magari di qualche benestante, molto probabilmente si guarderebbero bene di rompere le scatole ai Panevin. Ben venga la sicurezza e l'attenzione all'ambiente, ma da qui a ridurre il panevin a capro espiatorio di tanti mali è inaccettabile, continua Zaia. Sembra che su 365 giorni all'anno l'unico problema che ci sia in Italia, e in questo caso in Veneto, sia quello di rompere le palle a chi fa i panevin. Ma lasciamoli in pace questi panevin che da una vita, da secoli che si fanno. I panevin devono continuare ad esistere, sono una tradizione, una festa del popolo veneto, sottolinea il governatore. I panevin vanno fatti, una tradizione che si perde nella notte dei tempi, un momento di aggregazione, e non dimentichiamoci che i panevin non vengono realizzati per fare bilancio o per sistemare i conti di qualche famiglia, di qualche imprenditore o di qualcuno, ma vengono fatti perché tutto l'incasso poi viene devoluto in beneficenza. Tradizioni alle quali, seppur a malincuori, molti hanno rinunciato, come nel caso di Sebastiano Bacicchetti, che quest'anno si è visto costretto a cancellare il tradizionale panevin che da un secolo la sua famiglia organizzava sul Colle San Paolo, a Vittorio Veneto. Troppe procedure burocratiche da seguire che inevitabilmente fanno lievitare i costi, e così il signor Bacicchetti ha preso questa seppur dolorosa decisione. L'anno scorso si è un po' complicata, abbiamo dovuto fare una domanda in marca da bollo e fin qua ci stava. Adesso col piano di sicurezza redatto da un ingegnere diventa economicamente complicato.